Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. In questo video vi presento il gioco più affascinante che esista, ossia il gioco degli scacchi, disciplina a me molto cara, alla quale ho dedicato tantissime ore sia nello studio che nel gioco. Gli obiettivi di questo video sono quelli di trasmetterti le nozioni principali per essere in grado di giocare un'ottima partita di scacchi. Partiamo dunque dalle basi e per giocare a scacchi ovviamente abbiamo bisogno di una scacchiera, ossia un quadrato composto da 8 case o caselle per 8. All'interno della scacchiera abbiamo due informazioni importanti da conoscere perché poi ci aiuteranno per capire meglio il movimento dei pezzi, ossia la sequenza di caselle o di case in orizzontale prende il nome di traversa, mentre la sequenza di case o caselle in verticale prende il nome di colonna. Dunque abbiamo 8 traverse, 8 colonne e 64 case. Partendo dunque dalla posizione che vogliamo essere in grado di giocare, questa qui che vi presento è la posizione iniziale. E prima di vedere nel dettaglio il movimento di ciascun pezzo, dobbiamo sapere che per posizionare bene una scacchiera, alla nostra destra dovremo sempre avere una casa di colore bianco. L'altra informazione molto importante per essere certi che la disposizione dei pezzi sia quella corretta è che nelle colonne centrali la nostra regina o donna si troverà sempre sul proprio colore, quindi in questo caso la donna del bianco si trova su casa bianca, così come la donna del nero lì su casa nera. La disposizione della scacchiera è la seguente, quindi ai 4 angoli troviamo le torri, accanto a loro i cavalli, quindi gli alfieri e il dettaglio che vi dicevo prima. La donna si trova sempre sul proprio colore, quindi in questo caso che siamo il nero, la donna si troverà su casa nera. Accanto a lei il pezzo più forte e più importante, il monarca, il re, che lì sarà sempre protagonista di tutte le vostre partite. Dovete sapere, come aneddoto, che il re è l'unico pezzo sempre presente in tutte le partite di scacchi. Dunque entriamo un po' più nel dettaglio, cerchiamo di capire chi sono i protagonisti e come si muovono. Nella seconda traversa, e così come nella settima, abbiamo questa figura, il pedone, quindi un pezzo che a differenza degli altri può soltanto andare in avanti, non può mai tornare indietro, è un movimento molto particolare. Il pedone si muove sempre in avanti, quando si trova nella posizione di partenza, quindi nella posizione iniziale, potrebbe muoversi o di un passo o di 2, ma sempre in avanti. Quindi, considerando che questa sia la posizione iniziale, il pedone lo potrei muovere qui, oppure lo potrei muovere direttamente in questa casa. Altro dettaglio, altra particolarità del pedone, che quando cattura un pezzo lo cattura in modo molto particolare, ossia non rispetta il suo movimento frontale, ma cattura in diagonale. Ricordate, e questa è un'altra informazione che riguardano tutti i pezzi, quando effettuiamo una cattura, il nostro pezzo occuperà la casa dove si trova il pezzo avversario. Dunque, nel momento in cui abbiamo visto il pedone, passiamo subito al pezzo successivo, ossia il cavallo. Il cavallo ha un movimento molto particolare, il cavallo è un pezzo molto agile ed è l'unico in grado di saltare all'interno della scacchiera. Si muove facilmente a destra e a sinistra ed è molto forte soprattutto nelle posizioni chiuse, ossia posizioni dove non ci sono tanti spazi di manovra e quindi ha facilità nel suo movimento. Ricordate che il cavallo si muove in modo molto particolare, per ricordarlo ci sono due tecniche. La prima, ricordare che il cavallo si muove così, 2 case in tutte le direzioni, quindi in questo caso vado dritto, 2 case e poi una casa a destra o eventualmente a sinistra. Lo stesso percorso potrei effettuarlo lateralmente, quindi una casa, 2 case e poi sopra o sotto. Questo è un modo molto facile per ricordare il movimento del cavallo, altrimenti l'altra considerazione è questa: il cavallo si muove col movimento della L, quindi una L maiuscola disegnata all'interno della scacchiera. Il cavallo dovete sapere che è molto importante quando si troverà lì verso il centro della scacchiera.
come centro della scacchiera considero queste 4 case colorate di rosso. Quando un cavallo si trova al centro della scacchiera o molto vicino al centro della scacchiera, come vedete, ha la possibilità di muoversi in 8 case diverse, quindi 8 direzioni diverse. E immaginate quanto possa essere difficile per il vostro avversario tenere sotto controllo tutte queste possibilità. Il gioco degli scacchi a me piace anche raccontare che sia anche un gioco di interpretazione e di fastidi. Se il mio avversario non riesce a capire bene quello che voglio fare, probabilmente avrà delle difficoltà. Un altro dettaglio che riguarda il cavallo è che se al centro lui è molto forte, quando si trova verso gli angoli il suo movimento è ovviamente ridotto, quindi ad esempio in questo caso può spostarsi soltanto in 2 case e quindi non ha tante possibilità di movimento. Significa che il cavallo, ovviamente, come tutti i pezzi, più è vicino al centro, più sarà forte. Passiamo dunque al movimento di questo pezzo, l'alfiere. Durante il corso della partita ne abbiamo 2 e l'alfiere, per ricordare meglio il proprio movimento, si muove come una X. Quindi si muove in diagonale, e ne abbiamo 2 perché quando iniziamo la partita a un alfiere sarà dato il compito di controllare le case nere, all'altro quello delle case bianche. Si muove sempre in diagonale, non può scavalcare, saltare i pezzi, e quindi il suo movimento è semplicemente quello di una X. E dunque passiamo al pezzo successivo, la torre, che vi dico essere un pezzo un po' più forte sia dell'alfiere che del cavallo, dopo vedremo per quale motivo, e per ricordare con facilità il suo movimento, ricordiamo che la torre si muove come un più, o forse come una croce, come meglio possiate ricordarlo. La torre si può muovere di tutte le case che vuole, sempre seguendo le traverse oppure le colonne, così come gli altri pezzi. Anche l'alfiere si può muovere di quante case voglia, però lungo le diagonali. Se noi mettessimo insieme il movimento della torre più quello dell'alfiere, a quel punto avremo il movimento della donna, o quindi in altre occasioni chiamata anche regina. La donna, come vedete, si muove come un asterisco e quindi è molto facile ricordare il suo movimento, dunque in tutte le direzioni, di quante case voglia, come il movimento della torre, dunque il più, insieme a quello dell'alfiere, dunque la X o il perro. Abbiamo quindi, adesso, diamo importanza al movimento del pezzo più importante, colui che qualche minuto fa dicevo, l'unico pezzo che sarà sempre presente nelle vostre partite. In tutte le partite di scacchi tutti i pezzi possono essere catturati, eliminati dalla scacchiera, a eccezione di lui sarà sempre all'interno. L'obiettivo del gioco, che vedremo un po' più avanti, è uno soltanto, ossia quello di dare scacco matto al re avversario. Questo concetto di scacco matto è molto interessante, significa che dobbiamo controllare la casa dove si trova il re avversario e di conseguenza cercare quindi di attaccarlo controllando quella casa ed evitando che lui possa spostarsi nelle case vicine. Il movimento del re non è tanto diverso da quello della donna. L'unica differenza è che il re si può muovere soltanto di una casa, di un passo per volta, quindi una casa a destra, a sinistra, sopra, sotto, in tutte le direzioni. Quindi il re è un pezzo molto lento ed è l'unico pezzo che dovremo cercare di proteggere finché possiamo durante il corso della partita. E a tal proposito, una regola del gioco degli scacchi è quella dell'arrocco, che adesso vi spiegherò. La regola dell'arrocco è molto interessante ed è una di quelle regole che sono state inventate e create con tutto il gioco per dare sicurezza al nostro re. Il nostro re deve sicuramente essere messo al sicuro. Se verrà attaccato il nostro avversario avrà sempre qualcosina in più, un'iniziativa, la possibilità di creare minacce, il famoso scacco matto che tra poco vedremo è una di queste. L'arrocco si esegue in questo modo. Le condizioni per eseguire l'arrocco sono solamente 3. Quindi la prima condizione è che tra il re e la torre non ci siano pezzi. L'altra condizione è che il re e la torre non siano stati mai mossi. E un'altra condizione è che il re non si trovi né sotto scacco, quindi immaginiamo che qui
in questa casa ci sia un alfiere. Adesso vi faccio vedere un po' meglio. Ad esempio così, se questo re è sotto scacco, sicuramente non può arroccare. E un'altra considerazione potrebbe essere immaginare che il re debba, per andare verso la torre, attraversare una casa controllata dal pezzo avversario. Quindi anche questa è una situazione dove il nostro re, in questo caso bianco, non può arroccare. La rocca è facile da ricordare. Ricordate che il re si sposta di 2 case a destra o a sinistra e la torre occupa l'ultima casa attraversata dal re. Ad esempio, in questa posizione il mio re bianco potrebbe andare a destra, quindi 2 case verso la torre, 1, 2, e la torre si riposiziona nell'ultima casa attraversata. In questo caso ho creato quello che si chiama arrocco corto, perché tra il re e la fine della scacchiera c'è pochissimo spazio. Come vedete siamo quasi già al bordo della scacchiera. Se invece io decidessi di creare l'arrocco nella parte a sinistra, quindi 1, 2 case, questo qui si chiama arrocco lungo, perché tra il re e il bordo, la fine della scacchiera, abbiamo molto più spazio. Quindi durante il corso della partita è bene sapere che il nostro re sarà sempre il pezzo più importante e questa mossa dell'arrocco è altrettanto importante per dare a lui sicurezza. Un'altra mossa speciale, perché negli scacchi abbiamo realmente 2 mosse speciali da ricordare, una è appunto l'arrocco e l'altra è quella che si chiama en passant o presa al passo, presa al varco in alcuni manuali. E l'idea è la seguente: la mossa speciale della presa al passo riguarda il pedone e avviene in questo caso. Quindi ricordiamo che le condizioni per creare questa presa al varco sono 2. La prima, che il nostro pedone, o comunque sia che un pedone non sia mai stato mosso, e la seconda, che questo pedone, quando si sposterà in avanti di 2 case, incontrerà un pedone nella propria metà scacchiera. Quindi in questo caso, se il bianco decide di spostare il proprio pedone qui, ha effettuato il movimento iniziale che può giocare, quindi muoversi di 2 passi in avanti al suo primo movimento. Però durante il suo percorso ciò che incontra è un pedone che in realtà controllava una casa di passaggio di quel pedone bianco. E quindi una mossa legittima e possibile per il nero è effettuare la presa al passo, quindi giocare questa mossa per catturare il pedone bianco. È come se il bianco avesse giocato questa mossa e quindi dopo questa la scelta del nero chiaramente potrebbe anche essere la cattura. Ricordate che questa presa al passo si può effettuare soltanto dopo il movimento di 2 passi del pedone avversario. Quindi se in questa posizione il nero decida di muovere il proprio re, il bianco magari muove il suo re, questa mossa già non è più possibile. Quindi ricapitoliamo: per saper giocare bene a scacchi dobbiamo aver chiaro il concetto di scacchiera, una sequenza di 64 case disposte in orizzontale e verticale, quindi concetto di traversa, concetto di colonna. Traverse indicate dalla linea azzurra, colonna indicata da quella rossa. Posizione iniziale: alla nostra destra dovremo sempre avere una casa bianca e la disposizione dei pezzi nella posizione iniziale è la seguente: torri agli angoli, accanto a loro i cavalli, dunque gli alfieri. E la parte più difficile, quella che spesso crea confusione, è la disposizione del re e della donna, dove semplicemente dobbiamo ricordare che la donna occupa sempre la casa del proprio colore, quindi la donna bianca su casa bianca e a fianco a lei il re. Movimento del pedone: quando il pedone si trova nella posizione di partenza, dunque non è mai stato mosso, può muoversi in avanti di 1 passo oppure di 2. Il pedone ha un movimento particolare per quanto riguarda le catture, perché cattura in diagonale. Movimento del cavallo: il cavallo, vi dicevo prima, per ricordare il suo movimento, si muove come una L, come quella che ho appena disegnato, oppure personalmente è più facile da ricordare se ricordate che il cavallo si muove 2 case in tutte le direzioni per poi cambiare il percorso di 1 passo soltanto, quindi 2 case magari in verticale
e poi girare a destra o a sinistra, oppure 2 case in orizzontale per poi cambiare il percorso sopra o sotto. Il cavallo è molto forte quando si trova al centro della scacchiera perché, come vedete, raggiunge il suo massimo movimento, potrebbe spostarsi in ben 8 case diverse. Quando invece si trova al bordo della scacchiera, soprattutto all'angolo, non è un pezzo forte perché il suo movimento è ridotto a soltanto 2 case. Quindi abbiamo l'alfiere, ricordate l'alfiere si muove lungo le diagonali di quante case voglia, quindi per ricordarlo meglio si muove come una X. Quindi la torre, come ricordiamo il movimento della torre, perché si muove come un più oppure una croce. Mettendo insieme il movimento dell'alfiere con la torre, viene fuori il movimento della donna, che si muove in tutte le direzioni di quante case voglia, lungo le diagonali, traverse e colonne. E infine, il pezzo più importante, colui che sarà sempre presente all'interno della scacchiera, il re. Il re si muove di un passo soltanto in tutte le direzioni. Quindi abbiamo visto le mosse speciali. Di mosse speciali ne abbiamo 2. Una di queste è l'arrocco, che riguarda la sicurezza del re, e un consiglio personale: cercate di arroccare quanto prima perché ci saranno meno possibilità di essere attaccati. Il re si sposta 2 case verso la torre e la torre occupa l'ultima casa attraversata dal re. Ricordate che questa regola, questa mossa dell'arrocco si può effettuare se il re e la torre non sono mai stati mossi, se il re non è attaccato da nessuno e se, come l'esempio precedente, non attraversa nessuna casa controllata da pezzi avversari. E infine abbiamo la mossa speciale della presa al passo, oppure considerata anche presa al varco. In questa situazione quello che dobbiamo ricordare è che il nostro pedone non è mai stato mosso, comunque sia un pedone, si trova nella posizione iniziale, decidiamo di muoverlo 2 passi in avanti e durante questo percorso incontra un pedone avversario nella propria metà scacchiera che può decidere chiaramente di catturarlo. Appunto presa al passo, presa al varco, come se il pedone bianco fosse stato mosso qui. Se la presa al passo non viene effettuata nell'immediato, non potrà più essere fatta. Adesso partiamo verso un percorso un po' più complicato e, come vi dicevo da premessa del video, cerchiamo di imparare al meglio gli scacchi matti, quindi cercare di capire quali sono gli obiettivi del gioco e avere queste nozioni principali per giocare una partita. Per saper giocare una partita dobbiamo sapere, come dicevo prima, che l'obiettivo è uno soltanto, ossia la creazione dello scacco matto. Scacco matto significa attaccare il re avversario e fare in modo che lui non possa spostarsi da nessuna parte. In questo caso il re del nero, che sappiamo che si può muovere in tutte le direzioni, come vediamo, incontra durante il suo percorso questo cavallo. Il cavallo controlla questa casa, così come controlla quest'altra. E allora significa che se il bianco riuscisse ad attaccarlo e togliergli magari queste 3 case che si trovano in verticale, creerà un tema di scacco matto che in questo caso prende il nome di scacco matto di Anastasia. Ci sono più o meno una decina di scacchi matti che dobbiamo assolutamente conoscere perché ci aiuteranno per creare le situazioni finali durante il corso della partita. Lo scacco matto di Anastasia è sicuramente uno di questi, quindi il re limitato da un cavallo e attaccato da una torre. Un altro scacco matto tipico è il seguente, quindi il cavallo che nuovamente in coordinazione con la torre creano quella minaccia al re avversario dalla quale lui non potrà difendersi. In questa situazione, come vediamo, questo re è vincolato verso l'angolo. Quando i pezzi si trovano verso l'angolo non hanno tanta possibilità di movimento e di fatto non può sicuramente spostarsi qua e non può neanche spostarsi qui, perché queste 2 case sono sotto il controllo di un fortissimo cavallo. A questo punto al bianco non resta altro che attaccare il re avversario. Se ci riusciamo creeremo lo scacco matto. E la mossa per creare il matto finale esiste e questa coordinazione cavallo-torre prende il nome di scacco matto arabo. Quindi la torre che attacca il re avversario, lei difesa dal nostro cavallo
e la via di fuga del re, anche questa sotto controllo del nostro cavallo. Di scacchi matti elementari ne abbiamo tanti, e il seguente che ti mostro è quello che si chiama scacco matto della balestra, ed è una coordinazione tra donna e alfiere, nella quale l'alfiere si sposta in direzione del re avversario con la donna che, come vedete, controlla tutte le sue vie di fuga. L'importante è cercare di creare situazioni dove un pezzo magari limita il re avversario e l'altro lo attacca con il matto finale. Passiamo dunque a questo esempio. In una situazione del genere la certezza è dire che il bianco ha sicuramente arroccato e anche il nero ha fatto lo stesso. Però spesso accade che quando un giocatore arrocca e lascia totalmente indifesa e sguarnita la traversa dell'arrocco, quindi la traversa dove si trova il re, si potrebbe verificare quello che ti mostro adesso, quindi un attacco laterale che prende il nome di scacco matto del corridoio. Dunque, consiglio, quando arroccate, cercate di muovere uno dei 3 pedoni dell'arrocco, altrimenti c'è sempre questo rischio dietro l'angolo. Un'altra coordinazione da conoscere è quella che riguarda le torri. In questo esempio, se vi dovessi chiedere chi tra il bianco e il nero stia meglio, probabilmente molti di voi mi diranno: ok, il bianco sta meglio perché ha i pezzi più vicini al re avversario. E la risposta è sicuramente corretta. In particolar modo vediamo che questa torre si trova proprio a contatto con il re avversario, difesa dall'altra nostra torre. Ricordate che quando riusciamo a posizionare 2 torri sulla stessa traversa, queste qui diventano molto forti perché si difendono tra loro e sicuramente sono anche molto forti in attacco. In questa posizione il bianco è in grado di creare scacco matto all'avversario. Come ce ne accorgiamo? Diciamo che questa torre controlla queste case vicino al re del nero e allora con l'altra mi limito ad attaccare il re. Questo qui è un tema di scacco matto abbastanza tipico e ricorrente che riguarda appunto le torri coordinate insieme sulla 7ª traversa. Vediamo adesso un altro tema di scacco matto tipico, che è quello che si chiama scacco matto dell'affogato. Perché affogato? C'è un re, in questo caso quello del nero, purtroppo purtroppo il re del nero è vincolato lì all'angolo e accanto a lui si trovano tanti propri pezzi. Come vedete, questo re non ha tante possibilità di movimento, è circondato dai propri pezzi, e il fatto che si possa creare un tema di scacco matto che prende il nome di affogato è proprio dato dal fatto che il cavallo, spostandosi in questa casa, lungo il suo percorso incontra il re del nero e questo re non ha via di fuga perché è limitato dai propri pezzi. Questa qui è un'altra posizione di scacco matto da conoscere, dunque lo scacco matto affogato. Infine abbiamo altre coordinazioni tipiche, ad esempio questo qui è uno scacco matto abbastanza ricorrente in cui la donna lateralmente attacca un re e questa donna è importante che sia difesa da un pedone. Questo qui prende il nome di scacco matto di Damiano e rientra tra i tipici temi di scacco matto che dobbiamo conoscere. Ne abbiamo anche qualcuno un po' più complesso. Per quale motivo più complesso? Perché sono coordinazioni di più pezzi insieme. Per adesso abbiamo visto coordinazioni molto facili o comunque che potrebbero saltare all'occhio perché i nostri pezzi che attaccavano erano molto vicini al re avversario. Invece lo scacco matto che ti propongo adesso si chiama scacco matto di Boden e riguarda la coordinazione di 2 alfieri che, come vedete, da lontano, lungo il loro percorso, incontrano e controllano le case del re avversario. In questa situazione lo scacco matto di Boden si crea coordinando l'alfiere di case nere, quindi questo qui che controlla queste vie di fuga, con l'alfiere di case bianche che lungo la sua diagonale incontra il re. Quindi questa coordinazione, che sicuramente è un po' più complessa da ricordare rispetto alle altre, è un altro tema principale dell'apertura, o meglio, della conoscenza del gioco degli scacchi e delle coordinazioni di scacco matto. Vediamo dunque un altro esempio, quindi una coordinazione tra alfiere e torre
E chiaramente ogni volta che abbiamo questi pezzi o comunque dei pezzi vicini al re avversario potrebbe venire in mente che ci possa essere una qualche coordinazione. Anche in questo caso effettivamente è così. Se io riuscissi ad attivare questo alfiere contro il re avversario, a quel punto ci sarà lo scaccomatto inevitabile. E allora, se io sposto la torre, mi accorgo che ho creato quello che si chiama scaccomatto di Morphy, ossia un pezzo, quindi in questo caso la torre, che controlla la traiettoria di fuga del re avversario con l'alfiere che allegramente interviene dando lo scacco, l'attacco finale lungo la diagonale. Questo qui si chiama scaccomatto di Morphy. Vediamo dunque un'altra posizione che dobbiamo conoscere, perché chiaramente sta alla base di posizioni molto più complesse. Ad esempio, in questa posizione il bianco è nettamente in vantaggio perché l'unico che ha questi pezzi presenti all'interno della scacchiera, e per dare scaccomatto quello che dobbiamo ricordare è che il modo più facile è cercare da bianco di mantenere i due pezzi vicini tra loro e da nero, per rendere tutto molto più complesso, cercare di evitare di spostarsi verso l'angolo. In questa posizione c'è una coordinazione che potrebbe portare allo scaccomatto, che prende il nome di matto dell'elastico, in cui i pezzi bianchi, come vedete, si spostano così, come se fosse un elastico. Quindi la donna si sposta in avanti, poi interviene la torre e così via verso la fine. Ovviamente ci sono tanti percorsi vincenti dalla posizione iniziale, però se vi ricordate questo seguito non cadrete in temi di pareggi o comunque di coordinazioni che poi non riusciamo a chiudere. Adesso, dopo aver visto a grandi linee qualche tema di scaccomatto, ti propongo qualche nuova idea. Ricordate che il gioco degli scacchi è un gioco molto semplice da effettuare perché è una mossa al bianco, una mossa al nero. E la domanda potrebbe essere: cosa accade se un giocatore non è più in grado di muovere? Ad esempio, in questo caso, la donna del bianco controlla tutte le case intorno al re del nero e quindi, da premessa, un re non può mai spostarsi in case controllate dai pezzi avversari. Significa che se la mossa fosse al nero, questo re non può andare qui, semplicemente perché è controllata dalla donna del bianco. Il re non può andare qui, stesso motivo. Questa casa è controllata dalla donna del bianco, ma anche dal re bianco, e così anche per questa terza casa. Significa che il re del nero deve muovere, ma non può muovere. E questa qui è una situazione che si chiama stallo e si decreta, raggiunta questa posizione, la partita si conclude in parità, che nel gioco degli scacchi prende il nome di patta. Ovviamente tutto diverso quando la donna, oltre alle vie di fuga, controlla anche la casa del re avversario, e quindi questa è una tipica posizione di scaccomatto. Adesso l'invito è quello di cercare di praticare seguendo regole semplici. Ad esempio, in una partita di scacchi quello che dovrete cercare di fare, soprattutto all'inizio, è portare i pezzi verso il centro della scacchiera, e tendenzialmente questo avviene spingendo i pedoni centrali. Uno sviluppo tipico è ad esempio che il bianco spinge il suo pedone centrale per poi continuare il proprio sviluppo magari con i cavalli. Quindi con l'alfiere, come vedete, siamo già in una situazione in cui possiamo arroccare. L'esperienza nel gioco degli scacchi è fondamentale. Al di là dello studio, più pratica effettuerete, più avrete sicurezza di quello che starete facendo. Ci sono diversi modi per imparare, e sicuramente l'esperienza è un modo fondamentale che aiuterà il miglioramento del gioco. Quindi, obiettivo numero 1, conquista del centro; obiettivo numero 2, sviluppo dei pezzi; e infine il numero 3 è senz'altro la sicurezza del nostro re. Ok, adesso spero che siate in grado di giocare una buona partita. Sono sicurissimo che con un po' di pratica riuscirete a mettere a segno le vostre prime vittorie. Grazie per aver seguito questo video e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!